Ci troviamo qui a Portogruaro, abbiamo appena celebrato il 25 aprile che quest'anno è una data ancora più importante perché è il 70° anniversario della liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Siamo qui con Massimo Pin, che è uno dei responsabili del comitato antifascista del Veneto Orientale, nonché del collettivo comunista del Veneto Orientale. Questa mattina voi state facendo un volantinaggio, per quale motivo? Vogliamo fare un volantinaggio per ribadire quello che è il ruolo dell'antifascismo oggi, che non può limitarsi ad una mera cerimonia liturgica dove i politici locali sfruttano appunto questo momento di visibilità pubblica per i loro fini elettorali in vista delle prossime elezioni comunali e regionali, ma in realtà vogliamo ribadire quello che è il ruolo dell'antifascismo ora, dunque la militanza attiva, che è praticamente una militanza politica quotidiana. Il contenuto del volantino in maniera sintetica? Il volantino, purtroppo abbiamo tentato di essere sintetici, ma ci sono tantissime cose da dire, infatti è un malloppo abbastanza consistente. Abbiamo appunto scritto della nostra, diciamo, disapprovazione anche per come molto spesso ci sia moltissima ipocrisia anche da parte dei politici di centrosinistra nei confronti dell'antifascismo, perché si riempiono la bocca di questo termine ma poi dopo nella pratica reale tessono alleanze anche con partiti che hanno una matrice ideologica ben lontana appunto dai valori dell'antifascismo. E spieghiamo quali sono, diciamo, i punti dogmatici fondamentali dell'antifascismo, e anche c'è un punto in cui noi esprimiamo il nostro rammarico per come purtroppo anche l'ANPI, che è un ente morale glorioso, da quando non vi sono più, diciamo, i vecchi partigiani che lo hanno costituito a guidarlo, è diventato anch'esso uno strumento di esposizione dei futuri aspiranti politici. Ma mi pare, io ho letto alcune righe, no? C'è anche un riferimento, ho letto a Casa Pound, a questi movimenti, diciamo, di estrema destra. Sì. Qual è la critica che voi rivolgete all'amministrazione comunale in generale comunque? Allora, all'amministrazione comunale rivolgiamo una critica determinata da alcune ambiguità. Per esempio quando il sindaco ha sfilato insieme alle associazioni ucraine con le bandiere, vicino alle bandiere di Pravi Sector, che è una formazione neofascista ucraina che combatte attivamente contro i ribelli del Donbass. Per quanto riguarda invece Forza Nuova e Casa Pound, noi cerchiamo di tenere alta, diciamo, quella che è la vigilanza attiva appunto su queste forme neofasciste che vengono a crearsi. Penso che la democrazia lascia dei margini in cui anche queste formazioni, che sono totalmente antidemocratiche, riescono ad inserirsi per poter avere delle piazze. Chi si definisce antifascista dovrebbe in qualche modo tentare di arginare la possibilità a questi di avere una determinata visibilità. Quest'anno vorrei ricordare appunto che proprio a ridosso della giornata della memoria, qui in piazza Portogruaro c'era Roberto Fiore, di cui conosciamo i trascorsi di militanza nella destra eversiva degli anni 70. Che adesso è segretario nazionale di Forza Nuova, no? E nonché anche candidato a Venezia. Però il passato del signor Fiore è un passato molto equivoco di vicinanza a quelle che sono state le formazioni dell'estrema destra eversiva degli anni 70, autori anche appunto di stragi.